Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Un video che sinceramente non mi aspettavo di fare, perché questo deriva da un commento che mi è stato fatto nello scorso video, a cui tra l'altro devo rispondere a molti di voi, ma con i dovuti tempi penso di riuscire a fare tutto. Purtroppo negli ultimi giorni ho avuto i tempi un po' corti. Rimedierò, promesso rimedierò, risponderò a tutti voi. Ed è un video che purtroppo esce in ritardo perché sarebbe dovuto uscire alle 3:05, però per via del lavoro e tutto quanto esce oggi, perché lo sto registrando alle 16:29, però uscirà in ritardo, ovviamente. Allora, di cosa voglio parlare? Nel... Vi dico che quando carico un video, sul telefono ovviamente mi arrivano le notifiche dei vostri commenti e lì per lì io tendo a non guardarle perché mi voglio sempre dedicare uno spazio in cui prendo e faccio solo e soltanto quello, non voglio dare una risposta così alla cazzo per il momento. Preferisco mettermi, ritagliarmi una sorta di 20 minuti di tempo per fare soltanto quello e rispondere soltanto ai commenti. Ed è per quello che io molte volte magari non rispondo perché le notifiche le vedo, ma eh, ho il mio tempo dedicato solo e soltanto a quello. Ed eccola lì. Però li leggo, la maggior parte delle volte li leggo comunque. E questo commento mi è balzato subito all'occhio per il semplice fatto che era un commento diverso da quelli che ricevo di solito. Ed è un commento che mi ha anche un po' incuriosito. E ve lo voglio far vedere. Io per onestà intellettuale non ho fatto vedere chi ha fatto il commento, anche se il commento è pubblico, perché non ho nemmeno fatto in tempo a chiedere alla persona se fosse interessato o se gli andasse bene di far vedere il commento. Quindi, onde evitare qualsiasi cosa, ho censurato il nome, ho tagliato letteralmente il nome. Poi, se lui o lei vorrà farsi vedere anche qua sotto, è liberissimo di farlo. Però, non avendo il consenso, ho preferito non far vedere il nome. Di che commento stiamo parlando? Ve lo faccio vedere immediatamente. È questo qua che è un commento sotto al video di Roma Cagliari, dove c'è scritto: ho visto il tuo video per caso e ad un certo punto mi sono addormentato. Senza offese, ma parli con una flemma da reverendo. Allora, tralasciando questa prima parte che poco si attiene a quello che è effettivamente il Cagliari, io posso dire mi dispiace, effettivamente ero stanco e tutto quanto, quindi posso capirlo, però c'è anche la modalità per due su YouTube, quindi ok, apprezzo questa critica costruttiva, ma c'è anche il rimedio. Però, tralasciando questo, non è l'elemento focale del commento. Qua credo volesse scrivere prima di addrentarmi, vabbè. Comunque è uscita una cosa stranissima. Comunque, sostanzialmente ti stupisci dal fatto che allo stadio i tifosi parlassero solo di Ranieri. Perché tanto stupore? Chi mette in campo sempre una squadra oscena con un modulo tattico anacronistico e con giocatori ruoli sbagliati? Giulini? Per piacere, Giulini è quello che è e lo sappiamo tutti. Ranieri anche in B faceva schifo e Pietà con il suo modo di giocare. Siamo andati in A per mera fortuna. Ranieri da anni è un allenatore bollito e obsoleto. La cosa che mi dà più fastidio è che non ammette mai i suoi errori, perché di errori si tratta. È Ranieri che ci sta portando in B e non Giulini. I giocatori sono stati avallati da Ranieri, la preparazione atletica l'ha fatta Ranieri, gli scempi di formazione li fa sempre lui. Cosa c'entra in tutto questo Giulini? Se Ranieri non era contento dei giocatori o della società, visto che dice di amare Cagliari, avrebbe dovuto dimettersi e sputtanare Giulini. Lo ha fatto a Nantes e alla Sampdoria. Se non lo ha fatto è perché del Cagliari non gliene frega un cazzo. Pensa solo alla sua busta paga, come tutti. E ragazzi, è un commento interessante, molto molto interessante, perché è un commento che va contro a quello che io ho detto nel video. E io voglio provare a rispondere. E probabilmente con questa cosa non farò né cambiare idea a lui e né tantomeno lui la farà cambiare a me. Ci mancherebbe. Però il bello del dibattito è questo, è il confronto. E io
voglio provare una volta per tutte a spiegare i miei punti di vista e perché dico quello che dico nei video. Una motivazione ce l'ho, poi sta alla persona giudicare se la mia motivazione può essere ragionevole e acclarata dai fatti o meno. Quello è... Non pretenderò mai di essere il portatore del verbo, ci mancherebbe. Però le mie idee tendo a difenderle. Io mi sono fatto una piccola lista di punti chiave, perdonatemi. E la prima che mi sono segnato è del commento che dice moduli anacronistici e giocatori i ruoli sbagliati. Io vorrei andare a vedere con voi se è vero. Allora, andiamo qui. No, non era qui, è qui. Ok. Mi sono preso un po' di formazioni delle ultime partite, non le sono andate a vedere proprio tutte. Qua abbiamo un 4-3-1-2. Io sinceramente di anacronistico e sbagliato vedo ben poco e né tantomeno di giocatori fuori ruolo. Pavoletti e la Padula punte, Viola trequartista, Sulemana Prati De Iola, Azzi, Dossena col Danica Zappa e Scuffe in porta. Sinceramente, non vedo nessuno fuori ruolo e non vedo moduli anacronistici. Con il Milan in Coppa Italia, no, questa è con la Roma, l'ultima, vabbè, ma ha preso questa. Scuffè, Mina, Obert, Dossena. In realtà Obert ricopriva più che altro il posto di Mina e Mina il posto di Obert, però vabbè. Azzi, Prati, Nandez, Macombo, Zappa. Qui possiamo sindacare sul fatto che anche qui a me Nandez semplicemente, cioè in realtà mi sembrava che giocasse da mezzala al posto di Prati e Prati al posto di Nandez, però non... anche qui forse l'unica cosa Nandez centrale che in realtà è una mezzala ma moduli anacronistici mi sembra strano, cioè più che altro non credo abbia più di tanto senso, perché è un 3-5-2. Poi sul fatto che i moduli possano non essere redditizi, su quello sono più che d'accordo, ma arrivare a dire anacronistici mi sembra un po' esagerato, perché alla fine gli interpreti sono messi al posto giusto. Ripeto, l'unica cosa qua, magari io dal campo ho visto in realtà Nandez al posto di Prati e Prati al posto di Nandez, però ho preso come fonte questa, prendiamo questa, quindi l'unica cosa qua è che Nandez di certo non può stare in questa parte del campo, ma deve stare o qui, ma meglio ancora qui. Però vabbè, andiamo a vedere. Milan Cagliari di Coppa Italia 4-3-1-2. Obert a sinistra, Tsidiakos e Viedesca come centrali, Di Pardo a destra, Radunovic portiere ovviamente, ma con Bud, Iola, Yankton, Mancosu, Petagna e Lovumbo. Anche qui io sinceramente non ci vedo niente di male. L'unica cosa magari che può è De Iola al posto di Macumbu e Macumbu al posto di De Iola, perché De Iola proprio come centrale non ce lo vedo più di tanto, però anche qui di giocatori proprio messi fuori ruolo, effettivamente fuori ruolo, non ce n'è stato manco uno. Andiamo, Lecce Cagliari. Augello, Dossena col Danica Zappa, vabbè, Scuffa in porta, Macumbu, Nandez, Prati, Oristagno, Petagna, Viola. Anche qui l'unico giocatore fuori ruolo è Viola, però aveva compiti particolari. Però, ripeto, atteniamoci a quello che dice. Qua Viola effettivamente viene indicato come fuori ruolo. Per il resto, tutto nella norma. La disposizione, secondo me, continua a essere diversa perché Nandez deve stare qua e Prati deve stare qui. Però vabbè. Quella col Bologna, andiamo a vedere. Augello, Dossena, Vietesca, Zappa, Scuffa in porta, Macumbu, Prati, Sulemana, Viola, Nandez e Petagna. Qui direi che non c'è assolutamente niente di strano né nel modulo e né tantomeno negli interpreti. Andiamo a vedere quella col Frosinone. Vietesca, Dossena, Zappa. Qui c'è un giocatore fuori ruolo perché è stato chiesto a Zappa di fare il terzo. E qui sì, ti posso dire, c'è un giocatore fuori ruolo insieme a Viola. Però è il secondo barra terzo in 3-4 partite. Poi
tralasciando Zappa, Viola è stato messo lì secondo me più che altro anche perché è uno dei pochi che riesce a segnare e, e perché lì davanti non è che abbiamo proprio tutta sta grande gente. Poi qua altra formazione, Dossena, Zidiakos, Vietesca, Azzi, Macumbu, Sulemana, Zappa, Nandez, Jankto, Petagna. Qui 3-4-2-1, formazione normalissima. E tra l'altro Zappa qui è molto più interno di quanto era effettivamente nella partita, va a giocare in quello che è il suo ruolo naturale tecnicamente, ovvero quello di esterno destro, ma sappiamo che da anni è stato ormai adattato a terzino, e anche se secondo me lascia il tempo che trova, però sono anni ormai che è stato adattato a terzino e questa l'avevamo vista prima. Io ritorno qui da voi e io sinceramente in queste partite ho visto veramente poco di giocatori in ruoli sbagliati, perché molto probabilmente, e credo che lui volesse intendere questo, non era tanto i giocatori in ruoli sbagliati o probabilmente i loro subentrati intendeva i ruoli sbagliati, ma il fatto che avessero compiti che non rispecchiavano quelle che erano le loro caratteristiche. E su questo sono d'accordo anch'io alcune volte, perché quando vedo un Magumbu che deve essere lui a portare avanti la manovra, a gestire il pallone, mi faccio un paio di dubbi, nonostante io penso che abbia le caratteristiche per farlo, però abbiamo preso Prati per quello, quindi farlo fare a Magumbu mi sembra insensato. Un altro punto che mi sono segnato e che probabilmente avete visto anche prima, Giulini, Ranieri non ammette mai i suoi orrori. Ovviamente io trasformo la O in una E, quindi Ranieri non ammette mai i suoi errori. E su questo mi devo dire d'accordo, perché gli errori che commette, effettivamente Ranieri non credo li abbia mai ammessi, forse pochissime volte, e forse nemmeno quelle, però sta di fatto che quando ha sbagliato, alcune volte, per la maggior parte delle volte, non ha fatto mea culpa. Ci posso stare, qua non mi sento di sindacare più di tanto. Giocatori avallati da Ranieri, vero, ma non tutti. Che io sappia, due sono stati avallati da Ranieri, o perlomeno sono state esplicite richieste di Ranieri. E sono ovviamente Ianto e Augello. Si potrebbe rispondere a questa mia affermazione dicendo ok, però gli altri giocatori che sono venuti a Cagliari sono stati in qualche modo accettati da Ranieri. Io ti potrei dire sì, come ti potrei dire no, perché io questo non lo so. Posso fare delle supposizioni e questo video sarà pieno di supposizioni. Presumibilmente sì, ma magari è stato fatto perché Ranieri aveva detto guardate, io voglio questo, questo X giocatore, ok? Loro gli hanno detto X giocatore non te lo possiamo prendere, ti vendiamo questo. Potrebbe essere successo questo, come potrebbe essere successo che Ranieri ha effettivamente chiesto tutti quelli che sono arrivati a Cagliari. Potrebbe essere anche questo. Ma per come si è mosso il Cagliari negli ultimi anni nel mercato e in particolar modo nella gestione del mercato, io faccio veramente fatica a pensare che sia stato Ranieri ad avallare tutti i tipi di giocatori che sono stati presi, anzi tutti i nomi dei giocatori. Perché probabilmente lui alcune volte è sceso a compromessi, semplicemente per il fatto che magari aveva bisogno di un giocatore che avesse quelle determinate caratteristiche e anche se non era quello che lui esplicitamente chiedeva perché magari intendeva un nome preciso, gli è stato preso, tra virgolette, la sottomarca e lui si è dovuto far andare bene la sottomarca. E questo porta a un altro punto che mi sono segnato, ovvero se Ranieri non era contento dei giocatori o della società avrebbe dovuto dimettersi. Questo secondo me è un punto molto molto importante perché è un punto in cui io mi sento di dare ragione alla persona che l'ha scritto, perché effettivamente anch'io avrei fatto la stessa cosa.
pensandoci, io difficilmente vado d'accordo con una persona se il rapporto è forzato. E specialmente se è un ambito lavorativo in cui comunque bisogna dare la maggior parte delle volte il tutto per tutto. Quindi ci deve essere impegno, costanza e devi avere anche una sorta di feeling mentale con le altre persone per fare in modo che tutti gli ingranaggi della macchina possano girare bene. Il problema è che secondo me questo aspetto è molto più complesso di quanto lo si vuol far apparire. Perché l'aspetto della Samp che lui ha citato, che se n'è andato dalla Samp, mo di Nantes non parlo perché non ho avuto tempo di informarmi, non ricordo che avesse problemi con la società e quant'altro, quindi non la cito. Ma con la Samp la situazione è diversa perché quando lui ha incominciato ad avere screzi con la Samp e con Ferrero, la situazione generale della presidenza della Sampdoria era, per usare un eufemismo, in bilico, perché già incominciavano a uscire tutte le voci. E quella di Ranieri semplicemente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha dato una certezza ai tifosi toriani che qualcosa sotto di vero c'era, che tutto quello che ha fatto all'epoca Arvi Peretta aveva un fondamento di verità e che quindi la sensazione di paura che avevano loro era più che giustificata. È stato semplicemente un acclararsi, una manifestazione della verità e delle voci di corridoio che c'erano in giro. Però rimane il fatto che effettivamente se Ranieri abbia tacitamente ehm, avallato tutto questo, rimanendo zitto, è chiaro che sarei un po' deluso. Però io ritengo che questo sia stato fatto proprio per questo motivo. Io sinceramente con l'arrivo di Ranieri sapevo che un po' di cose a Cagliari sarebbero cambiate, però avevo la sensazione che comunque certi giochi che erano stati fatti in precedenza non sarebbero più stati fatti perché comunque Ranieri è un signore, penso che su questo non possiamo discutere, poi sull'allenatore ne possiamo parlare quanto volete, ma a livello di atteggiamento, di mentalità, di quello che volete, Ranieri non penso sia secondo a qualcuno. E io avevo questa sorta di spazio sicuro dentro il mio cuore che mi rassicurava dicendo ma vedrai che se qualcosa andrà male Ranieri tira fuori i coglioni, Ranieri grida, non si fa a mettere i piedi in testa. Però l'ho persa quella cosa, l'ho persa perché penso che Ranieri, e purtroppo il ricordo secondo me si è rovinato, e di certo non, la gran parte della colpa non è di certo del mister. Ranieri si è rovinato il ricordo perché questa cosa in cui io credevo e so che non ero l'unico non si sta verificando per niente. Quindi ti posso dare ragione, perché posso effettivamente darti ragione, ma ribadisco che secondo me la situazione è molto più complessa di quanto la si vuol far sembrare. E poi unisco gli ultimi due punti, importantissimi, secondo me. Li unisco perché sono argomenti inerenti e sono Ranieri ci sta mandando in B e non Giulini e io ho scritto continuando la frase siamo sicuri di questo e che cosa c'entra Giulini in tutto questo. Allora, io credo che il commento, ve lo faccio rivedere, tralasciando la parte in cui si addormenta e tralasciando la parte in cui parla della Serie B, voi sostituite il nome di Ranieri e mettete il nome di un qualsiasi allenatore che ha allenato il Cagliari negli ultimi anni. Non noterete differenze. Nessuna. Ma nessuna per dire nessuna. O so io,
mi ricordo male io, ma io da che mondo in mondo ogni anno ho visto sempre gli stessi commenti, sempre. Per questo io continuo a pensare che per carità, la sua parte di colpe Ranieri ce l'ha e non gliela toglie nessuno, nessuno, ci mancherebbe. Non voglio che passi per santo, non è questo il mio intento, nella maniera più totale. Ranieri ha la sua parte di colpe e su questo non ci piove. Ma in che parte? Secondo me non è in 50 e 50 con Giulini. Secondo me Ranieri avrà un 20, ma massimo 30% delle colpe. Perché dico questo? Perché cosa c'entra Giulini in tutto questo? È facile, secondo me, porre la domanda così. Perché se la poniamo soltanto in questo anno, è chiaro che è facile fare tutto scaricabarile su Ranieri. Ma avendo una visione allargata, perché questo non è il primo anno in cui c'è questa cazzo di situazione. Non è di certo questo il primo anno in cui il Cagliari rischia la retrocessione. Se accadrà non sarà di certo il primo anno in cui si retrocede. E non è il primo anno in cui capitano determinati errori. Perché penso sia colpa di Giolini? Mi sono preso, sono andato a ritagliarmi dei piccoli spezzoni di passato del Cagliari, no? Passato recente, ovviamente. E ve li voglio far vedere. Me li sono segnati qua. Il primo è Maran. Questo è un articolo di Blog Cagliari Calcio 1920. Anche se si vede, ci tengo a precisare la fonte. Compare la data, sì, eccola, 2 marzo 2020. Avanti con Maran. Selezioniamo bene. Il presidente Giulini era stato chiaro in settimana. La mia stima nei confronti di Maran si moltiplica giorno dopo giorno. Ed infatti il tecnico non è a rischio esonero. 2 marzo 2020. Maran esonerato, il nuovo allenatore è Walter Zenga. 3 marzo 2020. Il giorno dopo. Il presidente Giulini era stato chiaro in settimana. La stima nei confronti di Maran si moltiplica giorno dopo giorno. Il giorno dopo, Maran esonerato. Qualche dubbio ti viene? Sarà mai possibile? Ma tralasciando questo, andiamo in epoca recente. Io ho sempre pensato che molte volte delle esclamazioni che vengono fatte a Cagliari non vengano fatte per volere proprio. È una mia supposizione questa, ovviamente, e potrebbe rimanere tale perché potrei aver tranquillamente torto. Ma, per esempio, andando all'anno della retrocessione, in cui dubito fortemente che la colpa completa fosse di Mazzarri, che c'era Semplici, non mi ricordo, Mazzarri, Agostini e mi pare Semplici all'inizio. Non penso, né tantomeno di Agostini. Però Conti, Daniele Conti, se ne esce dicendo su Agostini era finito un ciclo. 3 partite ha fatto Agostini. 3 partite, era finito un ciclo. Ma Daniele Conti, capitano e bandiera storica del Cagliari, dopo 3 partite di Agostini in prima squadra, preso palesemente perché non c'era nessuno che si voleva accollare la responsabilità di trasportare una squadra in Serie B perché quello era. Agostini ha avuto le palle quadrate di farlo. Ma secondo voi Daniele Conti se ne può mai uscire con una frase del genere? Era finito un ciclo. È stata una mia volontà, sì, la decisione l'ho presa io e poi è stata condivisa con la società.
Giusta o sbagliata che sia, ho pensato fosse arrivato il momento di separarci. Già ad aprile stavo metabolizzando l'idea che fossimo alla fine di un ciclo. Volevo un, volevo qualcosa di diverso, una figura diversa, così come era avvenuto con la gestione precedente. Avrei fatto questa scelta anche se avessimo vinto lo scudetto. Quanto vale Agostino è evidente, penso addirittura che ormai sia pronto per i professionisti. Forse però è più doloroso staccarsi dall'amico che dall'allenatore. Ma il lavoro viene prima di tutto. Il lavoro viene talmente prima di tutto che, cito la fonte, Calcio Casteddu, in data 5 luglio 2022, articolo di Andrea De Sì, l'11 luglio 2022 Conti dalle dimissioni. 11 luglio 2022, articolo di Calciomercato. Ma non solo, tutto sport. Datato 12 luglio questo. Daniele Conti, cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha trascorso tutta la sua carriera da calciatore al Cagliari, dal 1999 al 2015. Daniele Conti nella giornata di ieri, quindi effettivamente l'11 luglio 2022, ha rassegnato le proprie dimissioni da coordinatore tecnico della Primavera. E non c'entra l'ambito Primavera. L'ambito Primavera non c'entra. Non è quello il punto focale. Non è la gestione della squadra Primavera. Perché per riuscire a far dare le dimissioni a Conti qualcosa deve essere successo. E io per questo dico, come fa a non centrare Giulini? Se qualcuno mi riesce a dare una spiegazione, io ne so più che felice. Ma deve essere tangibile e concreta sta motivazione. Mi sono fatto anche un piccolo appunto, per esempio, sugli infortuni che aveva citato, sulla condizione fisica. La preparazione atletica l'ha fatta Ranieri, quello è vero, ma anche quelle degli anni scorsi l'hanno fatte gli altri allenatori. E quest'anno di infortuni abbiamo avuto, vabbè, Rog, crociato rotto in estate, il terzo se non mi ricordo male, e non penso che la colpa sia di Ranieri, anche perché il primo crociato rotto di Rog arriva anni fa. Però vabbè. Sulemana, distorsione alla caviglia, in un contrasto, problema di tipo osseo. Oristagno, frattura metatarso, infortunio osseo. Shomurodov, frattura del metatarso, anche lui, problema osseo. Nandez, problemi muscolari, sì, forse è stato l'unico per il momento, però ha recuperato già tempo fa. Se me ne sono dimenticato qualcuno, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Ma gli infortuni che abbiamo avuto, di certo secondo me non sono figli della preparazione atletica fatta da Ranieri. Non credo, perché i problemi sono più che altro ossei. Problemi secondo me dovuti a contrasti di gioco. Problemi muscolari ne abbiamo avuti pochi, fortunatamente. Fortunatamente ci tengo a ribadirlo. Quindi, non penso che questi infortuni siano colpa di Ranieri. Parere, eh? Poi l'ultimo punto, e concludo ricollegandomi sempre al che cosa c'entra Giulini in tutto questo, non è Giulini che ci sta mandando in Serie B, ma è Ranieri. Questo sì, se si analizza soltanto da questa stagione, ma se tu guardi le stagioni precedenti, noti che c'è sempre un filo conduttore in tutte queste stagioni. Ragazzi, i dati sono sconcertanti, eh? Cioè, mi sono fatto una piccola lista, molto amatoriale, molto homemade, sugli allenatori AIDS nell'era Giulini. 2014-2015, anzi, non ve la faccio vedere, mi copro la visuale su OBS così ve lo faccio vedere. Almeno avete anche voi un rendiconto visivo. Tempo da aggiustarmelo, ecco qua. Eccoci. Allora,
2014-2015 Zeman, Zola, Zeman, Fessa, direttore sportivo Marroccu, retrocessione in Serie B. 2015-2016 Rasselli allenatore, Capozzucca direttore sportivo, primo posto in Serie B, promozione in Serie A. 2016-2017 Rasselli allenatore, Capozzucca direttore sportivo, 11° posto in Serie A. 2017-2018 Rastelli allenatore, sostituito da Lopez, direttore sportivo, Rossi che non era un direttore sportivo e poi sostituito da Carli, 16° posto. 2018-2019 Maran allenatore, Carli direttore sportivo, 15° posto. 2019-2020 Maran allenatore, sostituito poi da Zenga come abbiamo visto prima, Carli direttore sportivo, 14° posto in Serie A, ovviamente tutti questi in Serie A. 2020-2021 Di Francesco allenatore, sostituito da Semplici, Carta direttore sportivo, sostituito poi da Capozzucca, 16° posto. 2021-2022 Semplici allenatore, sostituito da Mazzari, sostituito poi da Agostini, Capozzucca allenatore, retrocessione in Serie B. 2022-2023 Liverani allenatore, sostituito poi da Pisacane per una giornata per poi far arrivare Ranieri, Capozzucca direttore sportivo, sostituito poi da Bonato, 5° posto in Serie B, vincitore dei playoff e promozione in Serie A. In quest'anno Ranieri e Bonato. In 10 anni abbiamo avuto 16 allenatori, con una media di 1,6 allenatori all'anno, un allenatore e mezzo. Una media che dovrei confrontarla con le altre, ma così a occhio mi sembra leggermente alta, specialmente se vissuti sotto un'unica presidenza. Poi se escludiamo i ritorni, perché qui c'è stato il ritorno di Zeman, ne abbiamo avuti 15, quindi una media di 1,5 allenatori all'anno. In 10 anni abbiamo, qua piccolo errore battitura, abbiamo avuto 7 direttori sportivi con una durata media di una stagione e mezza per ogni singolo direttore sportivo. E anche qui sinceramente mi sembra veramente poco. Gli elementi, le carte in tavola cambiano costantemente, cambiano gli allenatori, cambiano i direttori sportivi, cambiano i giocatori. Oh, eppure sto commento, ripeto, sostituite Ranieri e mettete un nome di un qualsivoglia allenatore dell'era Giulini, risulterà comunque attuale. E io qua vi chiedo, in quale proporzione la colpa è di Ranieri e di Giulini? Detto questo vi saluto, il video finisce qui, vi mando un bacio, un abbraccio e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video.